auf Vorlauf, kommt zu spät, Beckenbauer. Maradona. Good to see him coming a few percent. Und Pele. Abgeglichen Klo und weitergespielt zu Johan Cruyff. Now Cristiano Ronaldo is onside. Ronaldo has one. Puts the ball in. It's Lionel Messi. Here he is again. Here he is again. That's astonishing. It's absolutely world class. Siamo pronti con l'anteprima di Football B-Side. Tra poco conosceremo il nostro primo ospite di questa nuova puntata, però prima conosciamo colei che lo conosce probabilmente meglio di tutti noi. Lei si chiama Graziella. Ciao Graziella, ben trovata. Ciao Ettore. Da quanto tempo conosci questo personaggio che tra poco andremo ad incontrare? 10 anni. Sono tanti? Sì. Ma è stato un amore a prima vista oppure lo avete costruito giorno dopo giorno? Un amore a prima vista. E poi alla fine concretizzato con un matrimonio? Sì, certo. Perché mi hai detto poc'anzi che vi siete sposati subito, quasi Sì, subito. Dopo 4 mesi. Ma avevi un obiettivo preciso con lui, fare famiglia? Sì, Hai capito creare che era una famiglia. veramente Sì, sì. l'uomo della tua vita? Sì, sì. Qual è la sua caratteristica più bella che ha? L'amore per i suoi figli e l'amore che prova per me. Quello vi accompagna ogni giorno? Sì, sì, sì. Quando è giù di morale, come reagisci tu? Io proprio non reagisco, faccio reagire i bambini, diciamo. Ah, cioè utilizzi i tuoi figli per tirarlo su Sì, sì, sì. e lui accetta questa cosa? Sì, sì. Quindi c'ha un cuore esageratamente grande. Sì, sì, sì. Non ho mai fatto questa domanda, ma la voglio fare a te. Ma lui in cucina com'è? Un disastro. Nel senso che non cucina, mangia solo? Sì, sa solo mangiare, non mi è d'aiuto. Non è predisposto, ma è una forchetta buona? Sì, abbastanza. Ma quando decidete di preparare il pranzo, lui ti dà le direttive oppure No, lui mangia qualsiasi Lo cosa? conosco benissimo, quindi Riesci subito a sì. individuare quale potrebbe essere la cena o il pranzo da preparare? È un mangione? No, devo dire no. E in fatto di dolci? Neanche. Neanche, quindi insomma una persona normalissima. Siamo contenti di aver conosciuto Graziella perché tramite le sue parole abbiamo intuito la personalità del nostro primo ospite. Noi ti ringraziamo Graziella per Grazie essere a voi. stata Grazie a te presente per qui l'invito. ad aprire la nostra puntata e allora subito dopo la sigla conosceremo finalmente l'ospite di questa puntata di Football B-Side. C'è tanta curiosità nel conoscere questo nostro primo ospite in questa nuova puntata di Football B-Side.
Rompiamo gli indugi e lo presentiamo subito. Alfio Torrisi. Ciao Alfio, ben trovato. Ciao, E grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie di avermi invitato. Perché attenzione, questa non è una trasmissione dove si parla di sport o di calcio in modo particolare, si parla soprattutto di emozioni. Cerchiamo di scoprire un po' quelle che sono le personalità dei nostri personaggi sportivi in una maniera totalmente diversa, quindi non parlando di sport, ma cercando di parlare di sensazioni, di sogni e di tante altre cose, perché la vita è anche questo. Certo, ci mancherebbe. Allora, subito in scena con la presenza di due oggetti fondamentali, il mappamondo ed un telefono anni 50 volutamente. Molto bello. Allora, attenzione perché saranno spunto per alcune domande che ti formulerò più tardi. Per adesso te ne faccio un paio di vario genere. La prima è particolare e dice: hai mai ammesso un errore davanti a tutti scusandoti? Certo, anche più di una volta. Ti è capitato in situazioni che non te l'aspettavi neanche tu stesso? No, nella vita io penso che il riconoscimento degli errori sia fondamentale per il percorso di crescita professionale, umana, familiare, quindi io nella vita ho fatto tanti errori e su questo ho costruito poi comunque il mio presente, cerco di costruire il mio futuro. Certo, tra l'altro capita spesso che invece qualcuno non si scusa e allora lì c'è un'amarezza anche nei confronti delle persone che non lo fanno. Ma sai, ognuno è libero di... Il non chiedere scusa poi può essere anche sintomo di presunzione perché non si vuole accettare l'errore. Secondo me, io sono cresciuto con dei principi di educazione importanti dati dalla mia famiglia. Beh, però mi viene spontaneo pensare che magari nei confronti, per esempio, di tua moglie, in quel caso ti scusi e lei come reagisce in questo caso? No, con mia moglie ho avuto la fortuna di fare un matrimonio veramente importante. Ho una grande moglie, il pilastro della mia famiglia, oltre che anche a livello calcistico è la mia tifosa. E con mia moglie sicuramente, come in tutte le famiglie, ci sono sempre disguidi, però il nostro rapporto è così importante, così forte il nostro amore che alla prima occasione, dopo 5 supera minuti, tutto. non possiamo stare mai in litigio. Dopo E in 5 questo minuti, caso giustamente ti scusi o si sì, scusa lei? Ma a prescindere, non abbiamo neanche il tempo di scusarci perché il nostro, fra virgolette, litigio dura troppo poco perché ci vogliamo veramente troppo bene. E questa è la cosa più bella. Certo. E questa è la cosa più bella. Il compleanno da bambino che ricordi di più? Perché quando si è piccoli ogni anno è una data che aspettavamo sempre con tanta attesa. Qual è il compleanno che più ricordi con particolare emozione, Alfio? Il mio primo compleanno lo ricordo soprattutto dalle foto perché a livello, Certo. perché è l'unico compleanno dove, diciamo, il primo dei due, l'unico dei due dove c'era la presenza di mio padre. E per me quello è il compleanno mio più importante perché appunto nelle foto rivedo mio padre abbracciato con me, accanto a me, per me quello è stato il compleanno. Fotografia rigorosamente in bianco e nero? No, anche Oppure a c'era colore, ancora qualche fotografia a colore? Sono dell'82. Vabbè, allora quindi un colore che sono- adesso magari col passare degli anni un po' sbiadisce. Però è questo proprio per la presenza di mio padre. Ho capito. Ma poi ce n'è stato qualcun altro festeggiandolo magari con qualche compagnetto? Perché No, c'era perché- abitudine fino a un paio di anni fa di festeggiarlo anche e soprattutto in compagnia dei tanti compagnetti di classe, per intendere. Questo per me è il più importante, è Sì. il più significativo. Gli altri poi magari li faccio sempre fuori perché di solito sono sempre in viaggio del mio compleanno, quindi ci sono ricordi di viaggi all'estero e di quant'altro. Insomma, ricordi in modo particolare quel momento, quella fotografia, quell'istante Sì, che perché è l'unica ti foto accompagna dove- da sempre. Sono quelle foto dove in più foto c'è la mia famiglia unita, che Certo. è durata purtroppo poco perché l'anno successivo mio padre è venuto a mancare, quindi no. Ho capito, quindi lo ricordi ancora con particolare Certo. interesse. Un uomo, si dice, non dovrebbe piangere mai. La stessa cosa vale anche per te? Ma guarda, probabilmente alcune volte ormai siamo in un'epoca dove il giudizio degli altri teniamo troppo conto a questo. Un uomo secondo me non è forte perché non piange, perché ci sono modi e modi di poter esprimere i sentimenti interni e esterni che È una giusto, persona Alfio, teme. è giusto. Io nella mia vita ho pianto, non mi vergogno a dirlo, da quei pianti però sono stato fortunato, più che bravo a far uscire poi dei grandi sorrisi per il futuro. E ti è capitato mai di piangere vedendo piangere qualcuno? Sì, certo, mi è capitato più volte in situazioni anche particolari, però
In quel caso magari ho cercato di essere forte per cercare di dare coraggio, ma magari in quel momento forse avevo bisogno più coraggio che al posto di darlo. Però le situazioni sono succede, la queste, vita è anche certo. questa. Come ti vedi tra 30 anni, Alfio? Ma guarda, come vedo fra 30 anni, mi auguro di... Intanto in salute, più che altro, la cosa più importante. più che vedermi, il mio augurio è che fra 30 anni posso essere a capo ancora della mia famiglia, di avere cresciuto dei figli con dei principi e dell'educazione come quello che mi è stato dato a me, e magari, perché no, potermi godere anche i nipotini, no? Chiaro, Perché chiaro. poi alla fine per me l'unica cosa che conta nella vita, a prescindere sicuramente dalla salute, è avere la possibilità di potersi godere una famiglia, una persona, con i principi che ormai purtroppo via via si stanno perdendo, però secondo me la cosa più importante, l'unica cosa che conta al mondo è l'unione e la famiglia. È chiaro che questa domanda, come ti vedi tra 30 anni, te la sto facendo adesso che ne hai, non 39. dico 39, insomma sei 39, ancora giovane. sì, sì. Ma te la sei posta quando ne avevi 10, 15? Sì, me la sono sempre posta. E perché molte cose sono poi diventate realtà? ad oggi sì, perché guarda, io ho costruito la mia vita attorno ad un'assenza importante che è quella del padre. E ho cercato di costruirmi la mia di famiglia, Sì. e quindi già da quando ero piccolo, da quando avevo quell'età, il mio sogno era sicuramente di realizzare una famiglia. Avevi le idee ben chiare? Sì, di realizzare la famiglia che magari a me è sempre mancata sotto il profilo, non che mia madre mi abbia fatto mancare qualcosa, Sì. anzi sono fortunato ad avere una madre per come quella che ho avuto, per come mi ha cresciuto e per quello che ha fatto per me. Però sai, quando manca una figura importante come il padre, non è una figura che si può sicuramente rimpiazzare facilmente. Assolutamente. Passiamo ad altre emozioni e lo facciamo subito con questo oggetto che è il mappamondo, che ci fa venire in mente tantissime cose, i viaggi, i sogni e perché no anche le conoscenze. Qual è il viaggio che ti piacerebbe fare oppure che hai magari già fatto e che ti piacerebbe ritornare a fare? Ho fatto tanti viaggi, ho girato il mondo con mia moglie, abbiamo fatto viaggi bellissimi da Miami a Dubai, Singapore, Giappone, Cina, però ce n'è uno in particolar modo che ho fatto da solo e mi piace tanto viaggiare, viaggio tanto. Quindi sei già stato in questo posto dove Sì, vuoi ritornare? però da solo, ed era l'anno 2000, non ero neanche fidanzato con mia moglie, ed è stato nella Polinesia francese, Tahiti, nell'isola di Bora Bora. Non dietro Mongareva. l'angolo, diciamo. No, ma è un posto dove mi sono ripromesso che ci riandrò fra qualche anno, magari con i miei figli più grandi, perché è un paradiso veramente terrestre, e ho il piacere di portare mia moglie con i miei figli e fargli godere questa meravigliosa natura. Vuoi che c'è. regalare le stesse emozioni che avevi vissuto da giovane, adesso con la maturità e con la spensieratezza anche di una bella famiglia, no? Sì, ma l'emozione era vedere quei posti proprio contaminati dalla natura, che erano veramente qualcosa di inspiegabile. Non sono solo cartoline, allora, sono vere. No, ma guardi, io ho delle foto lì oltre la barriera corallina, all'interno, dove c'ho delle foto con gli squali piccolini, la coltivazione delle perle australiane, c'era qualcosa veramente di spettacolare. Sono passati adesso 22 anni da quando ci sono andato. Quindi devi ritornarci. Ma sì, è vero, ripreso, ho detto anche a mia moglie che ci ritorneremo sicuramente tutti insieme. Sarà un viaggio con i figli? Certo, Ci guai mancherebbe, se non perché fosse così. Prima guai se loro e non poi fosse noi. così, giusto. E allora a questo punto guardiamoci questa bella clip proprio che ci fa vedere la bellezza della Polinesia francese, il viaggio che vorrebbe ritornare a fare il nostro ospite Alfio Torrisi.
le spiagge meravigliose, ma non soltanto le spiagge, probabilmente anche la gente della Polinesia, gente bellissima, no? Sei d'accordo, Alfio? Certo, gente genuina e soprattutto quelli del posto. Poi c'erano i famosi imprenditori che venivano giornalmente, perché appunto lì c'era molto a livello diciamo imprenditoriale, con la coltivazione delle perle australiane c'era un business enorme, però diciamo che la gente lì è genuina veramente. Insomma, sei contento di ritornarci con tanto piacere in questa Sarò contento quando ci potrò ritornare, certo, perché è un vabbè, posto anche molto mai costoso dire mai, comunque mai dire e ci mai. vuole molto tempo, però lo rifarò, spero di poterlo certamente. Allora, parliamo invece adesso di questo telefono, perché il telefono serve per aspettare e ricevere una telefonata che potrebbe anche cambiarti la vita. Ti è mai arrivata la telefonata che ti ha cambiato la vita? Certo, mi è arrivata. Ecco. Raccontici il fatto allora. 14 febbraio 2017, giorno di San Valentino, ero fuori con mia moglie, ha chiamato il laboratorio delle analisi, quando mia moglie ha fatto le analisi per la maternità, e all'epoca abbiamo avuto la bella notizia che mia moglie era in gravidanza e in base ai valori abbiamo capito che erano anche due gemelli. Quindi quella è una telefonata che non potrò mai dimenticare. Certo, ti ha cambiato la vita. La più bella della mia vita e forse la telefonata che aspettavo nella mia vita, quella più importante, che Bella, grazie bella. a Dio poi è arrivata. È emozionante, Certo. decisamente emozionante. Purtroppo poi la telefonata negativa c'è sempre in Purtroppo ognuno sì. di noi. In questo caso la telefonata che avresti voluto non ricevere mai? Quella del 14 ottobre del 2000. C'hai le date proprio precise? Sì, certo. 14 ottobre del 2019, quando mi ha chiamato mia mamma dall'ospedale che è venuto a mancare mio nonno, una figura per me importante oltre la media, persona che mi ha dato una guida, una persona che mi è stato sempre vicino anche quando non ero bello e non ero buono, una persona che mi ha sempre difeso con tutto e con tutti, una persona che mi ha dato tutto quello che poteva darmi, sia a livello umano, sia a livello di tutto, e ha cercato in tutti i modi di colmare l'assenza proprio di mio padre. Quindi insegnamenti che poi ti sono serviti per crescere. Fortune più che insegnamenti, perché avere una persona accanto come mio nonno nella vita Senza interesse, tra l'altro. era veramente un'enciclopedia, ed è stata una persona che veramente mi ha dato tanto, e se oggi sono, non dico dai, dire perfetti non si può dire, però se oggi Diciamo, sono sulla se non sei- sulla strada del miglioramento è solo ed esclusivamente grazie ai suoi insegnamenti e alle sue continue prediche che mi faceva da piccolo. Quindi quella telefonata indubbiamente ti ha cambiato la vita, Sì, perché sì, poi ma da telefonata lì che- forse è partito un nuovo modo di vivere la tua vita. Sì, quello è un modo, mio nonno ho avuto la fortuna di godermelo per 93 anni, 94 anni, stava bene, però diciamo che per me era una persona che la vivevo quotidianamente, Sì. una persona che era accanto a me e che io amavo. Non volevo bene, amavo. Purtroppo la vita poi prima o poi ci porta a tutti a queste C'è questo separazioni. distacco. L'avevo lasciato fino a qualche oretta prima, però nella vita è questa. Posso solo ringraziarlo sempre. Se ti ricordi l'anno scorso, quando abbiamo fatto l'intervista a Catania, quando Sì. ho dedicato tutto il campionato, Sì, dedicato a sì, lui. mi ricordo. E quindi per me è una persona che lo porto dentro, però ti posso svelare che da quando lui non c'è più a livello fisico, io ho una marcia in più. Ho Ti senti più forte Sì, proprio. ho qualcosa accanto che sembra che mi indirizzi ogni volta la scelta giusta, la strada giusta, ho un angelo custode in più. E quindi magari questo possa essere di positivo. Chiaro. Traiamo questo di positivo. Quanto ci piace quando i nostri ospiti si raccontano così, in una maniera aperta, libera, sprigionando le loro emozioni. Questo è il nostro programma. Non parliamo di calcio volutamente, ma ci serve anche per conoscere queste persone che hanno a che fare solo con un pallone. Noi tra l'altro alle mie spalle, come vedi, ne abbiamo uno decisamente diverso dal solito, proprio perché è un pallone datato degli anni 50, quando il pallone, come tu ben sai, pesava veramente 100 kg. Non c'ero, però per sentito dire, immagino. E soprattutto bisognava sperare che non piovesse, perché sennò aumentava di peso. Quindi ci piace quando i nostri ospiti lo fanno in maniera così spontanea. Ma tu me l'avevi detto, il racconto. tema del programma. Io mi reputo di essere una persona vera, quindi se vengo a queste condizioni del tuo programma è giusto essere leale, onesto, Ci piace anche questa cosa, Alfio. nell'intellettuale. Parliamo di musica anche perché la musica ci accompagna sempre, no? Una canzone è per sempre, o d'amore, o di avventura, o di sogni. In questo caso, caro Alfio, qual è la tua canzone preferita? Vita è il titolo di Gigi D'Alessio.
Gigi D'Alessio, amato e odiato un po' da tutti. Perché proprio questa canzone? Ma perché diciamo che secondo me racchiude tutte le più importanti sensazioni e necessità che ho nella mia vita. Racchiude l'assenza di un padre, perché lui in alcuni tratti della canzone domandava una carezza in più da una persona importante che era il padre, che non ha potuto mai avere, e domandava invece nella seconda parte della canzone, dichiarava apertamente protezione, amore. Quindi per ti il rivedi figlio, molto per il figlio su che questa, lui aveva. Sì, per me si racchiude molto su questo testo. nella mia vita. Sì. Ho capito, ti capita di sentirla spesso oppure di sfuggita ogni volta la becchi, l'ascolti sempre con una sensazione diversa? No, ma alcune volte ho il bisogno di sentirlo e quindi me l'ascolto. Poi se capita sicuramente non metto il CD in macchina quantomeno, però sono alcune situazioni dove ho necessità veramente, alcune situazioni che ho veramente bisogno di sentirlo. E comunque poi è molto bella, a me piace, e quindi magari guardando adesso, nel frattempo che ascolto questa canzone, guardando i miei figli, veramente mi dà una carica enorme. È proprio vero, le canzoni accompagnano la nostra vita e la scandiscono minuto dopo minuto. Sì, ma soprattutto queste canzoni, quando sono scritte, sono delle canzoni che secondo me alla fine dietro una canzone c'è un motivo, c'è una situazione, quindi penso che ognuno nella nostra vita, a prescindere, abbiamo qualcosa dentro di noi emotivamente che abbiamo bisogno anche di confrontarla, anche con una canzone certe volte. Sono contento che oggi Alfio si sia aperto e ci abbia un po' raccontato le sue sensazioni. Io ti ringrazio, è stato un piacere averti ospite qui a Football Beside. Io sono onorato di essere sempre tuo ospite, qualsiasi trasmissione fai, mi sento a casa, complimenti sempre per la tua passione e professionalità che metti e soprattutto per la tua eleganza. Grazie. Ti ringrazio Alfio, e allora guardiamocela questa bella clip, la canzone Vita di Gigi D'Alessio, la canzone preferita da Alfio Torrisi. Vorrei che fosse una canzone a dare un'emozione, con insolite parole prova a scrivere di te. Su d'un foglio bianco latte c'è una stella che riflette, gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro, vali tutto già per me, ma non sai che per qualcuno io valevo come te. Tanto amore, vita qui comincia la tua vita, perché Dio m'ha regalato un amore sconfinato, dal pensiero d'un peccato cominciato e mai finito, e che porto dentro me. Ci sarò io pronto a difenderti dal male, farò a pugni con la febbre per non farla mai salire, lotterò contro i dolori per non farti mai soffrire, sarò sempre accanto a te. Sei vita per me, tu sei qualcosa di speciale, sei luce del mio cuore. Vedrai le nuvole arrivare, può dissolversi nel sole, basterà solo una rondine per fare primavera. Sarò io l'amico vero per giocare insieme a te, troverai qualcuno al mondo che ti parlerà di me. Con amore mi dirà che sono stato un grande, ci sarà mai qualcun altro a dirti non contavo niente, ma alla fine quel che conta è che per te sarò importante, chi può amarti più di me? Nessuno, tu che sei la vera mia ricchezza, sei l'incontro di due cuori, una capanna di dolcezza, sei il futuro nel mio tempo che raccoglie tutti i giorni ogni battito di te. Sei vita per me. Prima che tu fossi figlio mio, di mio padre e di mia madre, sono stato figlio anch'io, ma non è bastato il tempo e tutto quello che mi manca, forse una carezza in più, ci avrei voluto anch'io, ma io non ero Dio. Vita, qui comincia la tua vita, non andarci a piedi nudi a
la videocanzone di Alfio Torrisi, che ha concluso la prima parte della nostra trasmissione, e adesso, prima dello spazio pubblicitario, conosciamo l'amica invece del secondo ospite che andremo ad incontrare tra qualche minuto. Lei si chiama Martina. Ciao Martina, ben trovata. Ciao Ettore, grazie dell'invito. Da quanto tempo vi conoscete? 4 anni e mezzo, 5. Sono stati 4-5 anni intensi, Sì. Non soltanto penso lavorativi, perché è nata anche un'amicizia. Assolutamente sì. L'ho incontrato in quello che poi è il nostro mondo e poi abbiamo creato questo rapporto che poi portiamo dietro anche oggi fino a crede qua. molto all'amicizia il tuo amico? Assolutamente sì, è una persona che c'è sempre e io ne ho avuto forte riprova in dei momenti per me importanti che ho trascorso negli anni passati. Il suo più grande pregio? È una persona molto umile, molto positiva soprattutto. Quando c'è un problema lui trova sempre la soluzione, comunque ci mette Quindi tutto è per trovarla. sempre accanto a chi, insomma, lo rispetta dal lato amichevole della quotidianità. Assolutamente sì, sempre a disposizione degli amici, di chi ha bisogno, corre, si fa in 1000 pezzi. Ti ringrazio Martina. Grazie. Beh, siamo decisamente curiosi, tra poco andremo a conoscere il nostro secondo ospite. Per adesso pausa pubblicitaria e poi dopo sarà ancora Football B-Side. Plurimpresa eroga servizi per la gestione del capitale più importante, le persone. Ogni anno in tutta Italia oltre 1500 aziende e 20.000 fra candidati e lavoratori si affidano alla nostra consulenza. Realizziamo progetti su misura in ambito di ricerca e selezione, formazione professionale ed universitaria, tirocini, somministrazione di lavoro, privacy, welfare, certificazione linguistica ed informatiche. Affidati ai professionisti della consulenza su misura. Plurimpresa, sempre al lavoro, per il vostro lavoro. Ed eccoci arrivati al punto in cui dobbiamo conoscere il secondo ospite della nostra puntata odierna di Football B-Side. Il nostro ospite, ce l'ho già qui e lo vado subito a presentare, lui si chiama Nello Parisi. Ciao Nello, ben trovato. Grazie, ciao, grazie La dell'invito. tua amica Martina è stata molto chiara, sei sociale, ami molto l'amicizia con le persone, sei disponibile a 360 gradi, ti rivedi? Sì, certo, assolutamente sì. Credo molto nei valori dell'amicizia. Sicuramente non tutti possono essere amici o comunque possono avere il valore che ne hanno altri. Però devo dire che sono fortunato in questo, perché Ti sei attorniato Sì. di amici che rispettano il valore dell'amicizia, quindi? Assolutamente sì, devo dire che Anche chiaramente perché tu sei parte integrante di questa è unione. ovvio, è ovvio. Chiaramente non possono essere tutti e non lo sono, però devo dire che mi ritengo fortunato perché ho diverse persone sulla quale so che veramente posso contare e loro possono contare su di me.
Caro Nello, intanto voglio farti notare subito 2 oggetti che ci sono nella nostra scenografia. Un telefono, che come dico sempre io è datato e che nessuno ormai ha più a casa, credo che anche tu sei di questa idea, oppure conservi ancora un telefono vecchio, antico? Credo di sì. Addirittura? Pazzesco. Credo di sì. Sarai uno dei pochi. Mi hai fatto venire, non così, però quello là grigio, che comunque è un telefono diciamo antico. più anni 80 allora. Forse. Sì, certo. Mentre invece questo è proprio originale degli anni 50. E poi abbiamo... E non so quante volte l'ho usato, quella ruota che girava, non so quante volte l'ho fatta girare. Questa cosa della ruota che gira è una cosa che fa parte un po' della nostra vita, diciamolo pure. Assolutamente sì. E poi abbiamo questo mappamondo che è fonte di viaggi, di sogni e chissà magari di tanti altri momenti gioiosi, negativi o positivi. Quello poi lo scopriremo quando ti formulerò proprio una domanda specifica su questo bel mappamondo, perché adesso ho già qualche domanda pronta da leggerti. Vediamo se sei pronto a stare un po' al nostro gioco della nostra trasmissione. Hai mai sacrificato la tua amicizia per qualcosa di importante nel tuo campo professionale? O hai messo l'amicizia prima di tutto? Ho messo sempre l'amicizia prima di tutto. E ti sei trovato bene? Assolutamente sì, almeno io per i miei valori con la quale sono stato cresciuto, i valori che ho imparato nella mia vita, sono orgoglioso di quello che ho fatto e delle scelte che ho fatto e di non aver tradito mai nessuna amicizia. Quindi in poche parole la tua scelta nel campo professionale è stata anche un po' pilotata sulle persone con cui lavoravi? No, pilotata no, pilotata credo non sarebbe nemmeno corretto. Però diciamo che ha influito un po'? Ha influito tanto il confronto. Il confronto. Ecco, questo sì. Che ti serviva comunque per capire chi avevi davanti e su chi magari puntare, no? Esatto, proprio per il valore che ho dato, il peso che ho dato e la fortuna che dicevo poco fa di aver incontrato ed avere attualmente ancora oggi tante persone amiche, questo mi ha aiutato tantissimo pur non costringendomi a nessuna scelta. La vita è fatta anche un po' di compromessi, quindi sotto questo punto di vista la tua risposta ci fa capire che valuti le persone che hai anche a prescindere da quelli che sono i risultati. Infatti, perché io non sono un tipo che amo i compromessi. Bene, bene. Che valore dai all'avidità? È brutta domanda questa. È brutta domanda perché io non lo sono. Non fai parte, diciamo, di quella schiera che sono avidi, probabilmente, lo so, però sì, probabilmente ha un peso, cioè valuti una persona anche per la sua avidità. La inquadro e non amo né giudicare né condannare le persone. Non però ti metti mai a confronto con questa persona? Sì, spesso e volentieri quando l'hai fatto poi alla fine non stai bene. Conservo il mio giudizio, sulla persona, ma vado avanti con il mio modo di essere, col mio valore. Ma c'è stato qualche momento in cui ti sei dovuto scontrare proprio con delle persone che facevano e fanno dell'avidità una forza per la loro personalità? Ti sei quasi scontrato? Ci sono stati sicuramente dei momenti difficili, altrimenti la vita sarebbe stata troppo giusto. bella. Ci sono stati dei momenti difficili, però mi ritengo molto abile a districarmi in queste situazioni, soprattutto quelle là un po' più aggrovigliate. Quindi riesci a dare un equilibrio anche Esatto. in questa situazione, che certamente è da prendere sempre con le pinze, no? L'equilibrio è una parola che io amo ed è una caratteristica che... della tua personalità, probabilmente. Sì, credo che forse è uno dei pregi maggiori che ho. La famiglia è un bene di equilibrio. Guarda, ho scritto proprio questa parola non sapendo che tu, insomma, la tirassi in ballo. Cosa pensi sulle famiglie allargate? Poco fa ti dicevo non voglio giudicare e non amo nemmeno Ci mancherebbe, farlo, la nostra è solo una chiacchiera, dai. Assolutamente, certo. Però ti dirò che io provengo da una famiglia che... Tradizionale. Sì, a parte che è tradizionale,
che è stata sempre abbastanza ristretta. Noi non siamo una famiglia molto ampia, proprio nello stretto della parentela. Mi tengo cari i valori che ho ricevuto dai miei genitori, perché li ritengo un valore assoluto e forse la migliore cosa che mi hanno potuto dare nella mia vita. Oggi, a parte che essere orgoglioso di questo, devo dire che tutti i componenti della mia famiglia, nipoti compresi, sono cresciuti con questi valori e speriamo che li portino avanti. Allora, quindi non la giudichi questa famiglia troppo allargata, di genitori che hanno figli con una prima, una seconda, una terza moglie? Oggi viviamo in un mondo che ti dà mille possibilità, mille riprove. Era tutto diverso prima? Assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo che comunque la vita non mi ha messo davanti a queste situazioni, giusto? Per questo infatti non giudico queste persone, perché poi ci sono... Non la giudichi, però ma insomma, li rispetto nel modo più assoluto, perché capisco che ci sono delle scelte che vengono fatte, sicuramente non per trarre chissà che cosa, ma per una soddisfazione della propria persona, ma certe volte anche della propria famiglia o dei figli, e quindi il massimo rispetto su queste scelte qua. Voglio cambiare completamente argomento, perché voglio parlare della bellezza femminile, e allora dico, cosa ne pensi invece della bellezza femminile botulinata? Perché ormai siamo diventati insomma, personaggi, tutti noi che facciamo spettacolo, oppure le donne che amano mettersi in mostra, utilizzare il botulino. Credo che ci sia un eccesso personalmente, però è anche vero che molte donne soprattutto lo ritengono essenziale per apparire. Allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un passo indietro e dire la bellezza femminile è femminile soltanto perché è femminile, oppure perché gli aggiustamenti poi alla fine la migliorano? Guarda, io preferisco l'originalità al 100%. Ognuno nella propria vita deve fare le scelte, non può fare, deve fare le proprie scelte, quelle che ritiene più opportune. Però se io devo fare delle scelte mie personali, io ho sempre preferito l'originalità della donna. Quindi preferisco assolutamente la donna non botulinata, anche se... appena la vedi, che impressione ti fa? Perché la noti subito. Ci sono degli eccessi che si notano e sinceramente non apprezzo da un punto di vista estetico. Da un punto di vista estetico. Ci sono dei miglioramenti che effettivamente sono evidenti, a parte che essere garbati. Bene. Passiamo adesso ai nostri due oggetti di scena ed iniziamo con il famoso telefono datato anni 50, un telefono che spesso e volentieri è fonte di notizie più o meno positive, più o meno negative, in base un po' alla propria esistenza. Nel caso tuo, la solita domanda che faccio ai nostri ospiti, ti è mai arrivata la telefonata che avresti voluto non sentire mai? Purtroppo sì. In che occasione, se ce la vuoi raccontare? Purtroppo sì, chiaramente sono le perdite quelle che poi ti lasciano il segno e che poi quando arrivano per telefono è ancora più brutto, no? È ancora più brutto, veramente. Perché rimani un po' spiazzato, un po' quasi imbarazzato. È ancora più brutto e ti posso dire, perché mi è capitato, che va a finire che poi per un periodo ogni volta che ti suona il telefono pensi sempre a quella telefonata lì, e devo dire che soprattutto nella prima occasione di tantissimi anni fa che mi è capitata una telefonata così travolgente, ho vissuto questa sensazione per tantissimo tempo, davvero. Beh, allora facciamo una cosa, ci hai raccontato un momento brutto, raccontaci un momento invece simpatico, originale, che ti ha portato allegria, la telefonata che magari speri che arrivi e che sia possibilmente serena, felice, allegra. Ti do due risposte. Vai. Non sono a guardare il telefono
sognando, sperando nella telefonata dei sogni. Perché io non sono fatto così nella mia vita, nel mio modo di essere. Però è anche vero che i sogni fanno parte anche un po' della nostra esistenza. Assolutamente. Questo non vuol dire che non fa piacere se dovesse arrivare, però non sono lì a pendere da quel sogno. Della serie, se arriva, arriva, se non arriva la vita la mia non mi cambia. Esatto, sì. Quali sono allora questi due come non vivo nemmeno di rimpianti, no? Poi ti dirò che sono un po' controcorrente perché la telefonata carina mi arriva ogni giorno e non è una sola telefonata, sono le telefonate che ricevo dagli amici, soprattutto dalle persone quelle che vuoi che più. ti portano gioia. Assolutamente sì. Quindi per me ogni momento di quello lì per me è un momento di gioia. Questa è la prima risposta, hai detto che me ne davi due. La seconda? No, la seconda ti dicevo quella là dei sogni, che non guardo il telefono con la speranza di ricevere quella telefonata. È chiaro che ci sono degli obiettivi, dei sogni, però non trascorro le mie giornate pensando a queste cose. Hai altro da fare? No, ma assolutamente sì, non vivo di rimpianti, non vivo di rammarico, vivo di ricordi bellissimi. Hai una bella vita allora, se non vivi in maniera negativa quello che ti è successo anche nel passato è una cosa positiva. Diciamo che non amo complicarmi la vita anche col pensiero. Non mi piace di pensare alle cose negative, piuttosto mi piace ricordare le cose positive. Metti la serenità al primo posto della tua esistenza e questa è la cosa più bella che oggi non riusciamo mai a fare. Esatto, hai centrato. Bene, passiamo adesso all'altro oggetto che, come ti dicevo, è un mappamondo, e il mappamondo, ma non credo soltanto a me, anche un po' a chi lo vede e chi lo ha posseduto a casa, è sempre fonte di viaggi, di felicità. In questo caso, questo mappamondo ti fa vedere tutto il mondo a 360 gradi. Qual è la destinazione che ti piacerebbe raggiungere e che magari, insomma, non sia soltanto un sogno, ma sia una cosa realizzabile? Guarda, ti dico che io non ho viaggiato tantissimo. Per scelta oppure perché della serie non sei un grande viaggiatore a prescindere? Non sono un grande viaggiatore, non nego che mi piacerebbe in ogni caso viaggiare di più, ma siccome sono sempre un tradizionalista, amerei scoprire ancora di più l'Italia rispetto a quello che ho fatto. Ad esempio lo sport mi ha fatto viaggiare, non voglio dire tanto, ma mi ha fatto viaggiare un po', mi ha fatto vivere delle bellissime esperienze, però magari godere di alcune parti già della nostra stessa nazione che meritano di essere scoperte. Condivido, però è anche vero che spesso e volentieri noi italiani quando dobbiamo viaggiare in Italia lo intendiamo sottinteso, nel senso che è più facile spostarsi, però ci sarà sicuramente una destinazione fuori dall'Italia che ti piacerebbe andare a visitare. Parigi. Sì, la Torre Eiffel. Sì. Chiaramente non sei mai stato a Parigi. Non sono mai stato. È una località quella che mi affascina, perché guardandola anche in è la città dell'amore. Oddio. Sei sentimentalone allora, direi. No, non per questo, però mi dà un fascino particolare, anche vederla in TV, ogni volta che vedo io la Torre Eiffel mi dà un effetto particolare, e qualche volta mi è capitato anche di guardarla nella prospettiva come se io fossi in quel momento lì. E ti posso assicurare che questa è una prospettiva particolare. Io ho avuto la fortuna di vederla, di stare proprio sotto la Torre Eiffel, e la prospettiva è di una maestosità impressionante. Bene, allora a questo punto guardiamoci questa bella clip su Parigi, la sede preferita, non soltanto nei sogni, del nostro ospite qui a Football B-Side, Nello Parisi.
La Ville Lumière, la città dei sogni del nostro ospite Nello Parisi, una città che sappiamo tutti è legata all'amore, al sentimento, ci fa pensare che sei appunto, come ho detto poc'anzi, un grande sentimentalone e che sicuramente sarà una meta a cui tu non puoi mancare, perché chi è innamorato non soltanto della propria compagna ma della vita deve andare a Parigi. Allora mi prometti che ci andrai a questo punto? Allora te lo farò sapere, ti mando un messaggio o qualche foto. Benissimo, anche perché insomma Parigi è una città veramente straordinaria, non infatti. può mancare nel nostro scatolone dei sogni. Parliamo di musica, quanto la musica incide nella tua quotidianità, nella tua vita? Non sono un grande competente di musica, però sono uno a cui piace molto essere accompagnato dalla musica. Quindi in questo caso in macchina ti accompagna. Tu immagina che spesso quando sono al lavoro e sono da solo, io attacco la musica Aumenti il volume. al telefonino stesso, ammesso che non si possa fare da qualche parte. In questo non si può volte, fare però. No, e certe volte la metto anche ad alto volume. Bene, bene, sono contento perché sai, la musica io credo che sia la colonna sonora originale della nostra esistenza. Assolutamente Anche sì, perché poi sono la d'accordo. scegliamo noi quella che ci piace, non ce la pilota nessuno. Nel caso tuo, qual è la canzone che ami in modo particolare e che insomma fa parte della tua vita? Guarda, Ce ne saranno tante probabilmente. sì, ce ne sono tante assolutamente. Adesso mi verrebbe da pensare che la recente perdita di un grande maestro come Franco Battiato me ne fa venire in mente diverse. Ne sono tante quelle di Battiato. Perché direi che li amo tutte e forse farei fatica a scegliere. Sei un fan di Battiato. Però ce n'è una in particolare che mi ha sempre colpito dal primo momento in cui l'ho ascoltata. Ed è quella di Renato Zero, Nei giardini che nessuno sa, perché mi dà dei brividi ogni volta che l'ascolto e ascolto il È toccante, molto assolutamente, toccante. assolutamente, dà di che pensare, veramente ci fa capire quanto siamo fortunati nella nostra vita. Hai legato questa canzone a qualche tuo fatto personale anche? Perché sai, spesso succede che una canzone accompagni o un momento positivo o un momento negativo o un momento di vita vissuta. Guarda, l'ho legata alle prime esperienze mie da un punto di vista sociale. Quando ero ancora molto ragazzino ho vissuto con delle associazioni di volontariato che praticavano sul sociale, e io ho avuto anche delle esperienze dirette e devo dire che se un pizzico di rammarico posso avere in questo momento è che poi purtroppo sono stato, tra virgolette, costretto a non rifarlo, perché tutte le condizioni, magari poi il seguire per tantissimi anni lo sport, le altre attività lavorative, le condizioni, insomma, mi hanno allontanato da quello che è un altro percorso. Mi sono sempre sentito col cuore e con la mente vicino a questo tipo di attività e a queste persone che hanno tantissimo bisogno o a certe situazioni tristissime che poi accadono. Infatti questa canzone insomma è molto vicina a questo sentimento dell'aggregazione, dell'aiuto per anche le persone di una certa età o persone portatori di handicap. Mi è piaciuta questa tua scelta, complimenti. Grazie. Io colgo l'occasione a questo punto per ringraziarti. Ti sei confessato, ho l'impressione, io ho l'impressione che ti sei un po' confessato, ti ho messo a tuo agio? Ma assolutamente sì, Ettore, tu metti sempre a proprio agio le persone e te ne sono grato veramente. Raccontarsi non è mai facile però, eh? No, devo dirti che è una bellissima iniziativa, adesso non perché sei qua, tu fai sempre delle cose molto carine. Ti ringrazio. Devo dirti che magari la gente chissà che pensa, no? Delle cose pilotate da casa. E invece non c'è nulla di pilotato, esatto. Le domande che io ho scritto qui insieme agli autori non vengono lette prima, vengono lette nell'istante della trasmissione, e questa, non dico impreparazione, ma questa immediatezza poi alla fine apre un po' la figura della persona che è appunto seduta in questa sedia originale anni 50. Perché poi devi uscire tutto te stesso.
perché poi devi uscire te stesso. Certo. Bene, ti ringrazio Nello. Grazie a te. Grazie per essere stato presente qui all'interno di Football Beside. Grazie, grazie a te. Noi a questo punto allora vediamoci, ascoltiamoci questa bella canzone intitolata I giardini che nessuno sa. Senti quella pelle ruvida, un gran freddo dentro l'anima, fa fatica anche una lacrima a scendere giù. Troppe attese dietro l'angolo, gioie che non ti appartengono. Questo tempo inconciliabile gioca contro di te. Ecco come si finisce poi, inchiodati alla finestra noi, spettatori malinconici di felicità impossibili. Tanti viaggi rimandati e già, valigie vuote da un'eternità, quel dolore che non sai cos'è, solo lui non ti abbandonerà mai. È un rifugio quel malessere, troppa fretta in quel tuo crescere. Non si fanno più miracoli, adesso non più. Non dar retta a quelle bambole, non toccare quelle pillole. Quella suora ha un bel carattere, ci sa fare con le anime. Ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi, l'energia, l'allegria per strapparti ancora sorrisi, dirti sì, sempre sì e riuscire a farti volare dove vuoi, dove sai, senza più quel peso sul cuore. Nasconderti le nuvole è quell'inverno che ti fa male, curarti le ferite e poi qualche dente in più per mangiare, e poi vederti ridere e poi vederti correre ancora. Dimentica, c'è chi dimentica distrattamente un fiore una domenica, e poi Un classico di Renato Zero, I giardini che nessuno sa, la canzone che chiude la puntata odierna di Football Beside. Ci siamo divertiti anche questa settimana. Noi vi aspettiamo per la prossima. Ciao a tutti!